Ecco, come sta vivendo questo momento? Bene, benissimo. È una vittoria schiacciante, va preso atto della vittoria. Io vivo bene, sono venuto subito qui al comitato per ringraziare i miei amici, per ringraziare quanti mi sono stati vicino. E la legge dei numeri impone di prendere atto che questo sindaco uscente è stato riconfermato col 75%, quindi va dato merito a lui e alla sua vittoria. Ecco, cosa ha sbagliato in questa campagna elettorale, se c'è qualcosa che ha sbagliato Totopennica? No, vabbè, ma è presto per dirlo, non si tratta né di errori né di altro. Io sono uno sportivo, ho fatto questa campagna elettorale, tutti gli errori sono miei. I meriti, se c'erano, li avrei condivisi, mi assumo la responsabilità di tutto, non ho nessun problema ad ammettere che tutti gli errori eventualmente che hanno portato alla sconfitta sono miei e di nessun altro. Totopennica era partito con un movimento cittadino, con il movimento civico e polis, poi sono arrivati i partiti. Ecco, secondo lei i partiti, senza voler entrare nel dettaglio delle responsabilità, sono stati un valore aggiunto oppure hanno rappresentato un limite, un freno, visto il vento dell'antipolitica che soffia in questo momento? No, il limite sono stato io a questa vicenda. I partiti non c'entrano niente, è troppo facile quando si perde dare le responsabilità agli altri. Se uno ci mette la faccia, la responsabilità è propria, bisogna avere sempre il coraggio di essere uomini, non ha senso scaricare la responsabilità sugli altri.